Buongiorno, sono Paolo Simioni, sono il direttore della unità operativa complessa di medicina generale ad indirizzo trombotico ed emorragico dell'azienda Ospedale Università di Padova. Oggi sono qui a parlare con voi di trombosi, in particolare di trombosi venosa profonda, anche in occasione della ricorrenza della giornata mondiale della trombosi che si terrà appunto il 13 ottobre prossimo. È importante parlare di trombosi, certamente lo è, visto e considerato il fatto che questa patologia investe una grandissima parte di popolazione, ma soprattutto si associa a un'alta incidenza di mortalità e morbilità. Pensate che circa 1 su 4 dei soggetti della popolazione va incontro a complicanze che portano a morte per effetto della trombosi. La trombosi è un processo patologico, ovviamente, che è l'esasperazione invece di un processo fisiologico che è quello dell'emostasi, estremamente importante per effetto del fatto che quando subiamo un trauma e c'è una distruzione continua di un vaso, il vaso viene riparato. E questo processo iniziale emostatico è un processo fisiologico importante. Quando questo processo si esaspera, può portare ovviamente a un eccesso di formazione di fibrina che porta appunto alla trombosi. La trombosi quindi cos'è? Non è altro che la formazione di un coagulo, di uno stop praticamente che si genera all'interno di un vaso e che quindi impedisce il flusso di sangue. Questo può avvenire chiaramente su un vaso venoso o su un vaso arterioso e porta a tutta una serie di conseguenze importanti. Ci sono infatti tante malattie legate alla trombosi, appunto si parlava di trombosi venosa profonda o di embolia polmonare, che è la trombosi che interessa i vasi venosi o i vasi, diciamo, del polmone. Ma ci sono anche altre trombosi sui distretti arteriosi, per esempio, che possono interessare il cuore, e quindi l'infarto del miocardio, piuttosto che il cervello e quindi l'ictus cerebrale. E queste sono le trombosi che coinvolgono appunto i vasi arteriosi. In base quindi a dove la trombosi avviene, questo processo patologico avviene, ci possono essere ovviamente delle malattie diverse che però hanno alla base la formazione appunto di questo coagulo in sede atipica. Ci sono quelli più eclatanti, un ictus, un infarto, che certamente viene riconosciuto, ma ci sono anche dei sintomi a volte più subdoli, quali quelli delle trombosi venose, che possono presentarsi con un dolore, un gonfiore alle gambe, oppure l'embolia polmonare con dolore toracico, per esempio, o la mancanza di respiro, che a volte possono anche essere non identificati in maniera precoce. È estremamente importante fare una diagnosi precoce perché è necessario in caso appunto di trombosi, impostare una terapia, una cura molto rapidamente, molto precoce, proprio per evitare quello che si diceva in premessa, cioè l'evoluzione a stati patologici più gravi che possono anche condurre in alcune situazioni appunto alla morte. Ci sono una serie di fattori predisponenti alla trombosi e questo è importante conoscere, ci sono dei fattori genetici, quindi individuali, che vanno appunto identificati e riconosciuti, ci sono delle famiglie addirittura che sono predisposte a questi eventi trombotici, ma ci sono tutta una serie di altri fattori scatenanti della trombosi anche molto comuni, la chirurgia per esempio, la gravidanza, l'uso di estroprogestinici anche a scopo contraccettivo, piuttosto che tutta una serie di altre situazioni che possono essere più o meno presenti nella popolazione generale, anche in occasione di, per esempio, un'immobilizzazione durante viaggi aerei, oppure una immobilizzazione per una scarsa, per esempio, attività fisica. Tutte queste situazioni possono essere situazioni che favoriscono la trombosi. Poi ci sono delle malattie anche, per esempio le neoplasie, il cancro, sono delle malattie che si associano con una certa frequenza a manifestazioni trombotiche che possono complicare nel decorso e quindi è molto importante riconoscerle. Una delle situazioni più, diciamo,
rilevanti da riconoscere è proprio la predisposizione alla trombosi, che è una predisposizione generalmente su base genetica. Noi qui a Padova siamo nelle condizioni di poter fare degli studi piuttosto approfonditi proprio per arrivare a comprendere quelle che sono le condizioni genetiche che predispongono appunto una famiglia o più componenti delle famiglie a questi eventi trombotici, e questa è una cosa che in azienda, ospedale, università è stata molto e molto portata avanti anche grazie alle tecnologie avanzate di cui disponiamo nei nostri appunto, laboratori. L'identikit del paziente predisposto è un paziente che tendenzialmente fa trombosi in giovane età, che ha più membri della famiglia che possono avere manifestazioni trombotiche, e queste manifestazioni possono essere recidivanti e possono esserci anche delle forme di trombosi in sedi atipiche, per esempio la sede cerebrale piuttosto che il distretto splanchnico, che sono appunto dei distretti dove generalmente la trombosi non avviene. La trombosi generalmente è una patologia che interessa soprattutto la fase avanzata della vita dell'adulto o l'adulto anziano. Quando questa trombosi avviene nei soggetti soprattutto più giovani, deve far pensare alla possibile coesistenza di fattori predisponenti su base genetica, e questo è molto importante riconoscere perché dal loro riconoscimento si possono mettere in atto una serie di misure di prevenzione. L'azienda Ospedale Università di Padova offre molte possibilità di cura di queste patologie, in particolare facendo riferimento specifico alle malattie trombotiche che riguardano l'ambito venoso, quindi la trombosi venosa profonda e l'embolia polmonare. Abbiamo a disposizione ovviamente un reparto di degenza che è quello che dirigo, che è orientato proprio sulla cura delle malattie trombotiche ed emorragiche in generale. Abbiamo a disposizione una serie di ambulatori, sono 16 ambulatori disponibili che lavorano fondamentalmente nei vari contesti che appunto menzionavo, e quindi le varie situazioni a rischio, sia sul versante diagnostico che sul versante terapeutico. Abbiamo a disposizione anche la possibilità di fare dei ricoveri brevi o dei day hospital per approfondire appunto le cause che determinano la trombosi in questi pazienti. Quindi abbiamo la possibilità di offrire un'ampia gamma di trattamenti, di terapie, dicevo anche questi di ultimissima generazione, proprio nel tentativo di personalizzare quella che è la cura, e quindi trovare le cure più efficaci e più adatte al singolo paziente, proprio al fine di avere un trattamento ottimale di questa patologia. Quindi qualora ci fosse il sospetto clinico di questa patologia, che è sempre una patologia che viene identificata molte volte dai medici di famiglia che hanno un rapporto molto diretto con noi relativamente a questo ambito, i pazienti devono essere riferiti appunto all'azienda ospedaliera e in questi ambulatori proprio per arrivare a una diagnosi quanto mai più precoce possibile, a instaurare un trattamento che sia subito efficace per la prevenzione delle complicanze che dicevo a volte possono essere anche estremamente gravi. Quindi ringrazio tutti per l'attenzione e desidero porgere a tutti voi un cordiale saluto.